Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, Fiori, oggi testiamo un po' come provare a dare, sì, a fare, diciamo, a dare un format a quello che voglio fare, quindi cercare di magari stare su un sito, in questo caso OneFootball, che tra parentesi non lo sto sponsorizzando, quindi cioè, solo perché è molto veloce è molto intuitivo, ecco, però vorrei un attimo commentare, diciamo, le ultime notizie, insomma, del Milan e capire un attimo, insomma, il mio pensiero e anche magari il vostro, con un commento, capire, insomma, se siete d'accordo, sì o no, sugli acquisti, su come procede, insomma, appunto il mercato di gennaio, visto che comunque è importante perché siamo con la rosa ridotta all'osso. Allora, adesso qua, prima cosa, intanto voglio capire la grandezza della webcam. Questa è la grandezza media, quella piccola che ho visto su Formula 1 è troppo piccola, mentre diciamo questa mi sembra quella giusta, ecco, come dimensione, perché quella grande occupa troppo spazio, quella piccola non si vede un cazzo, questa secondo me è quella migliore. Boh, allora, io partirei col primo punto, cioè, scusate se parlo piano ma è tardissimo. Il discorso Meite, ormai insomma Meite è a Milano e diciamo che sarà sicuramente il nostro rinforzo a centrocampo. Dico, secondo me per quello che serve, insomma, che comunque sicuramente non è un titolare, ci può anche stare, insomma, comunque a 26 anni, non è un vecchiaccio e può portare comunque un po' d'ossigeno alla squadra perché siamo ridotti all'osso a centrocampo e può essere una buona riserva, diciamo. Sicuramente non è un campione, non è chissà che giocatore, però magari già in un gruppo fiatato con comunque quest'anno abbiamo dimostrato di essere un gruppo comunque unito, capace di andare anche oltre forse le nostre possibilità. Un giocatore così sicuramente può far solo che bene, ecco. Quindi sinceramente non sono dispiaciuto, piuttosto di niente mi prendo un giocatore così, che ripeto può dare una grossa mano e comunque lo prendiamo in prestito con diritto di riscatto, quindi insomma non mi sembra un affare sbagliato, ecco. Ok, ha detto che vuole rimanere prima, vuole vincere lo scudetto, io direi star calmi, per me, io lo dirò sempre, l'obiettivo è comunque il quarto posto, io vorrei andare in Champions, dopo se qualcosa di più meglio, ma sinceramente voglio pensare, non voglio sognare troppo perché quando sogni troppo poi, quando cadi, cioè quando ti svegli sono cacchi, cioè rischi veramente di rimanerci male. E questo diciamo il primo punto, ecco, quindi io su Mite sinceramente non ho un parere negativo, ecco. Poi, ecco, un altro punto che ci tenevo tanto, e sapete che è un mio pallino, è sempre stato già dai primi anni all'Atalanta, il buon Conti, io sono sincero. Io, no, è vero che magari può essere un modo per prendere qualcosa, però io non lo venderei Conti, sinceramente tutti, a tanti piace Dalot, però secondo me Dalot non ha dimostrato, cioè, se comunque il Manchester lo dà via così, per carità, a prestito secco, quindi alla fine il Manchester può riprenderselo tranquillamente, però sì, ha fatto delle buone partite, però secondo me il Conti senza l'infortunio, visto l'Atalanta, è superiore, o quantomeno se la gioca. Io non farei questa cessione sinceramente, così a cuor leggero, però sapete, è un mio pallino, a me è sempre piaciuto Conti e nelle ultime due partite l'ho visto anche e soprattutto eh, come si dice, è entrato comunque con voglia. Qua sembra la Fiorentina, sì, la Fiorentina diciamo un po', si è un po' raffreddata la pista, il Parma sembra molto vicino, vediamo, ripeto, io non, sinceramente, ripeto, non lo darei via così facilmente, però è un mio parere e immagino che su questo magari voi la pensate in maniera diversa perché alla fine purtroppo non ha dimostrato niente, ha giocato poco, ha fatto neanche chissà che grandi partite, però boh, non lo so, ripeto, forse sarà dettata veramente dal fatto che è un giocatore che veramente l'Atalanta mi ha esaltato, però boh, non lo so, cioè, il problema è che secondo me Dalot non è così tanto più forte in questo momento. Vabbè, niente. Poi qua si parlava anche di Tomori per la difesa, visto che Simakan si è spaccato, deve stare fuori 2 mesi. Ecco, secondo me questo non è male, nel senso, sì, sicuramente il diritto di riscatto a 30 milioni, anche no in questo momento, però siamo sempre là come riserva, per me può andare. È vero che magari sì, Macan è un giocatore più di prospettiva o comunque forse ha dimostrato qualcosa in più, anche se secondo me tutto sommato, cioè voglio dire, non,
cioè per come ragiono io sono, ragazzi, sono, come si dice, un po' nostalgico degli anni 80-90 del calcio, ma fino ai primi 2000, diciamo, a Calciopoli eravamo il campionato con più campioni, il migliore, e dopo insomma c'è stato un declino costante, e vedere questi giocatori pensando alle squadre che avevamo una volta mi viene un po' da piangere. Sinceramente, ripeto, con la nostra difesa, Kier assolutamente il migliore. Gabbia il suo lo fa, insomma, ancora giovanissimo, cioè, ha margini di miglioramento importanti. Ramagnoli, io purtroppo non sono un super fan, nel senso alterna belle cose a secondo me sviste o comunque errori importanti. E poi vabbè Kalulu, che è l'idolo, cioè Kalulu, ragazzi, eh, a corsa, a forza, anticipa sempre la giocata e la maggior parte delle volte va anche, cioè riesce anche a prendere, ad anticipare l'attaccante. È vero, da sgrezzare perché tecnicamente magari a volte fa bei passaggi, a volte incespica sul pallone da solo, però ripeto, cioè, per me Kalulu ha preso 500.000 euro, è tantissima roba, cioè, speriamo. Quindi comunque Aichier, Romagnoli, Gabbia che quando ritorna dall'infortunio, Musacchio che comunque è stato molto professionale nella partita col Torino, nel senso mi è piaciuto come ha giocato comunque, nel senso non ha fatto il suo, ecco, quindi non mi sento di criticarlo, anche se è un giocatore che insomma se riusciamo a darlo via sicuramente è meglio. Prendere un giocatore che, come Tomori, che lo stesso come Meite, che può aiutarci in questo momento che siamo veramente falcidiati dagli infortuni e dalle squalifiche, secondo me può essere positivo, ecco. Però certo 30 milioni di riscatto non li ridò neanche per sbaglio. E ok. Poi abbiamo una questione invece più interessante, che è quella di Super Mario Mandzukic. Ecco, sinceramente un giocatore come Marione Mandzukic può solo che far bene a noi, nel senso un giocatore d'esperienza. È vero che ha giocato poco, che sicuramente non è il Mandzukic della Juventus, però siamo sempre là. Non deve essere il titolare inamovibile, comunque deve essere un vice Ibra, diciamo. E perché no, se comunque arriva con la trattativa giusta, con gli accordi giusti, senza spendere una fortuna, e senza chiaramente dargli uno stipendio faraonico, non la vedo una cosa, ecco, così negativa. Può assolutamente fare il suo, ancora un fisico integro. Ho visto anche recentemente che insomma, stava allenando anche da solo, per carità non è la stessa cosa, lo sappiamo, però insomma secondo me non sarei contrario neanche a questo, sinceramente. Voglio dire, qualcuno dice facciamo questi acquisti perché crediamo nello scudetto e quindi servono per tenere il primo posto. Io ripeto, stiamo tranquilli, a me già arrivare in Champions, c'è tanta roba per me. È chiaro che il sogno c'è un po', cioè, sono sincero, anche io un po' ci credo, ma più che altro non tanto per la forza, ma perché c'è gruppo, la squadra a cuore, la squadra dà tutto in campo, c'è coesione, il mister che poi è veramente padre Pioli, ragazzi, cioè, non avrei mai detto, sinceramente, io non ero contento dell'arrivo di Pioli, però ha creato quella miscela che per il momento funziona. Cioè, io sono molto scaramantico, quindi mi tocco le balle, però sicuramente non possiamo dire niente fino a questo momento. E quindi diciamo un Meite, un Tomori e un Mandzukic nel mercato di gennaio, a mio parere tanta roba, cioè contando che c'è il Covid, acquisti non se ne possono fare, soldi non ce ne sono, sinceramente preferisco averli in squadra che non averli contando tutto quello che ci è successo. E niente, così insomma. Allora, adesso volevo anche parlare, eccoci qua. Ok, benissimo. Boh. Ecco, la 17ª giornata che si aprirà domani, sì, in realtà già oggi con il derby, è importante, molto importante. È vero che sono tutte fondamentali, perché mi piace anche a me dire sempre questo è fondamentale, questo è fondamentale. Però c'è Lazio-Roma, Inter-Juve e vabbè, Cagliari-Milan, ma voglio dire, senza contare l'Atalanta, comunque l'Atalanta bisogna stare attenti perché se comincia a girare sono dolori per tutte, e la prossima che è contro l'Atalanta. Però se la Roma non vince con la Lazio e magari Inter Juve ci regalano un pareggio, cioè, e noi facciamo il nostro dovere a Cagliari, che tra parentesi il Cagliari non vince da una vita, comunque insomma non è in un bel momento, quindi sarà durissimo a mio parere.
cioè, abbiamo, cioè, cioè, veramente la classifica può diventare importante, eh. Ecco, io questo è il mio pensiero, se dovesse vincere la Juve ho paura che prendano lo sprint abituati come sono da 9 anni, sono dolori. Eh, però un pareggio con chiaramente la vittoria nostra, cioè, il distacco comincia a essere più pesantino, ragazzi. Niente di deciso, non è che vinciamo lo scudetto, però sarebbe veramente un'occasione da sfruttare, perché comunque la Juve, anche se vince con l'Inter, non la supera. È vero che la partita di meno con Napoli, che comunque non è facile, però ragazzi, c'è un più 6 e così io non lo butterei via. È tutto, diciamo, come si dice, fantacalcio in questo momento, può succedere di tutto purtroppo. Il bello del calcio è questo, però la giornata per noi potrebbe essere favorevole. Certo, queste per noi sono le partite trappola, perché la partita col Cagliari è la classica partita trappola, a mio parere. Però, cioè, visto che poi noi giochiamo anche di lunedì, eh, da una parte può essere un vantaggio, dalla parte un svantaggio, anche qua possiamo vedere anche il valore della nostra squadra, che per carità ce l'ha dimostrato in tante occasioni, però un risultato favorevole, mi ricordo negli ultimi 9 anni, vabbè, però anche negli ultimi anni, quando dovevamo fare il passo avanti per arrivare ai quarti, sempre sbagliavamo la partita. E quando dovevi arrivare là, il momento topico, tac. Cioè, domenica Inter arriva e pareggia, no? O vince la Juve. Noi avevamo l'occasione di andare a più 6. E là vedi anche le balle, gli attributi di una squadra. Vediamo, insomma. Teoricamente ci sarà anche il ritorno del primo minuto di Ibra, che l'altro anno proprio ha fatto il primo gol proprio a Cagliari. E vediamo, ragazzi, dai. Faccio fatica anche cioè devo abituarmi a questa cosa perché sono molto scaramantico, quindi mi sto toccando ogni minuto perché sento tanto le partite, quindi non è facile. Però l'occasione è ghiotta, sicuramente. L'occasione è ghiotta e vediamo. C'è anche Napoli, ragazzi. Cioè, secondo me, come Rossi, ecco, all'inizio nella mia testa c'era Juve e Inter, con forse l'Inter superiore alla Juve per un fatto non tanto di rosa, ma del fatto che comunque c'è Pirlo, che comunque non ha mai avuto esperienza come allenatore, ricominciare un ciclo non è mai semplice. Conte già da un anno all'Inter, quindi magari era già più pronta. Quindi io nella mia lista c'era l'Inter, Juventus, Napoli e poi Milan, Atalanta e Lazio. Sono sincero, la Roma la vedevo male, invece mi ha sorpreso in positivo, quindi complimenti alla Roma che fa un bellissimo calcio secondo me e vince sempre con le squadre, con le piccole vince sempre, le vince tutte. Con le squadre invece di pari livello o sopra in classifica fa più fatica, però tanto ci ha fermato l'Inter e questo è già positivo. Ma buon raga, questo primo video è andato, spero insomma possa essere, diciamo, un qualcosa di carino da fare insieme, spero di avere interazione con voi e di avere dei commenti, anche insomma se la pensate diversamente, sempre con rispetto, di parlarne e vedere insomma cosa viene fuori. Ma buon raga, un saluto dal comandante veneziano, buonanotte e sempre Forza Milan. Ciao!